Macchina in movimento per la sesta. Si va con all'1 Fiamma BFC Maurizio Cheli, 2 Fashion Cup Riccardo Pezzatini, 3 Vita Laxmi Antonio Di Nardo, 4 Etan Simone Levakovic, 5 Fenicia S Pietro Gubellini, 6 Futuro d'Amore Alessandro Gocciadoro, 7 Lee Rock Bond Lorenzo Besana, 8 Fiorenza Cla Edoardo Baldi. Macchina che inizia a prendere velocità lungo l'arco della curva di sinistra, si prepara al lancio e sono partiti con lotta per il comando. Sbaglia Etan, va il comando il 3 di Evita Laxmi che prova ad andare a passare nei confronti di Fashion Cup che per un attimo si oppone e poi concede strada. Così al comando Evita Laxmi dopo 200 metri di corsa passati in 14,6, Fashion Cup seconda alla corda, di fuori Fenicia S in corda Fiamma BFC, poi Futuro d'Amore che si parcheggia a centrogruppo con all'interno Lee Rock Bond, Etan ripreso al volo è in coda, alla retroguardia estrema rimane Fiorenza Cla. 28,8 i primi 400 metri di corsa con al comando Evita Laxmi che prova a riprendere un po' in mano, all'esterno c'è Fenicia S allo scoperto, 44,2 i primi 600 metri di gara, con Evita Laxmi che guida nei confronti di Fashion Cup alla corda e di Fenicia S all'esterno, in pariglia Futuro d'Amore, poi Fiamma BFC con accanto Etan, quindi lì Rock Bond, Fiorenza Cla. 800 iniziali in 58,5 per Evita Laxmi che mantiene ottimo ritmo, tanto che Fenicia S può parcheggiare alle sue spalle, scavalcando Fashion Cup. Il chilometro è passato in 1,13,3 da Evita Laxmi. Nella sua scia Fenicia S prova ad impegnarsi in mezzo alla pista Etan che ritorna dopo lo svarione iniziale scavalcando Futuro d'Amore. Sposta Fenicia S dalla seconda posizione, va all'attacco di Evita Laxmi, 14,3 la retta opposta alle tribune, 1,27,6 tre quarti di miglio, è in vantaggio Evita Laxmi, Fenicia S che attacca, si avvicina Etan che sta facendo una mostruosità all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Evita Laxmi ancora qualcosa da difendere ma Fenicia S attacca con decisione la sopravanza, passa Fenicia S che nel finale si distende, viene a vincere in maniera nettissima al secondo posto. Evita Laxmi contiene il ritorno di Etan, 1,11,9 il percorso esterno di Fenicia S, Pietro Gubellini per Fausto Barelli al training, i colori della scuderia Il Moro, la figlia di Ridley Express e Galliera S, con un percorso quasi interamente allo scoperto, si impone in maniera nettissima a media chilometrica ragguardevole. Seconda Evita Laxmi che ci ha provato davanti, al terzo posto Etan dopo lo svarione al via, successo chiaro e netto nel finale per Fenicia S e Pietro Gubellini.